Con l'accusa di furto e danneggiamento sono state denunciate dai carabinieri della locale tenenza di Favara 2 persone, MV di 30 anni e GM di 45. I 2, il primo nato a Roma ma residente a Castrofilippo e il secondo nato a Palermo e residente a Canicattì, si sarebbero resi responsabili della famosa truffa dello specchietto. Nello specifico, a bordo di una Fiat Bravo di colore scuro, lo scorso 19 novembre sulla strada provinciale 3 che collega Favara ad Aragona, avrebbero commesso il fatto. La tecnica utilizzata nel tentativo di truffa è sempre la stessa. In sosta hanno atteso il transito della vettura, poi si è passati all'inseguimento della stessa invitandola ad accostare. Una volta ferma, all'ignaro conducente è stato fatto credere di aver urtato l'auto e di aver causato la rottura dello specchietto retrovisore. Dopo aver mostrato i danni, per risolvere la questione, gli è stata chiesta una somma di denaro, evitando di passare dalle compagnie assicurative. Qualche giorno dopo il fatto, la vittima rivede sulla stessa strada e a bordo della stessa auto i 2 truffaldini. Presa coscienza dell'avvenuta truffa, con targa annotata, si reca dai carabinieri per sporgere denuncia. A seguito di accertamenti, i carabinieri li segnalano per furto e danneggiamento. Al solo 45enne viene contestato anche il reato di truffa. Al vaglio dei militari agli ordini del tenente Gabriele Treleani, la posizione dei 2 pregiudicati. Si sta accertando se questi si siano resi responsabili di altre truffe ai danni di altri ignari automobilisti. Il nostro invito è quello di prestare massima attenzione alla guida e se incappate in questo incidente non date contanti.